Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un minuto di silenzio è stato osservato questa mattina a livello nazionale in tutti i centri di formazione professionale in ricordo di Lorenzo Parelli, il 18enne di Castione di Strada, vittima dell'infortunio sul lavoro avvenuto venerdì a Lauzacco nel suo ultimo giorno di stage. Questa mattina sono riprese le lezioni al centro di formazione professionale del Bearzi. Hanno fatto il loro ritorno a scuola gli studenti delle quarte che hanno appena terminato il periodo di stage. La giornata è iniziata con un momento di preghiera, come riferisce a Telefriuli il direttore dell'istituto Don Lorenzo Teston. Ogni mattina ci raccogliamo in un momento di preghiera, ha detto, ma oggi lo abbiamo fatto con un significato particolare, soprattutto con i compagni di classe di Lorenzo. La grande sfida, conclude Don Lorenzo Teston, è ora quella di aiutare i giovani ad affrontare momenti drammatici, qual è la morte del loro compagno. Momenti di tensione ieri sera durante la manifestazione che alcune centinaia di studenti hanno tenuto a Roma contro l'alternanza scuola-lavoro nel nome di Lorenzo Parelli. Sempre nella capitale gli studenti scenderanno in piazza anche venerdì prossimo. Non possiamo parlare di incidenti, dichiara Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti, cioè ciò che è successo, perché gli studenti vengono messi a lavorare nello stesso identico contesto in cui muoiono 4 lavoratori ogni giorno, ma la mobilitazione è solo il primo passo, conclude Redolfi. Abbiamo bisogno di ripensare dalle fondamenta la scuola, il lavoro, il funzionamento di questa società. Lo dobbiamo a Lorenzo, lo dobbiamo al futuro di tutte e tutti noi. Durante il presidio di ieri sera 2 studenti sarebbero stati colpiti alla testa dai poliziotti nel tentativo di contenere la protesta non autorizzata che da Piazza del Pantheon si è poi spostata verso il Senato, la Camera dei Deputati e il Ministero della Pubblica Istruzione. Esprimo profondo sconcerto per le notizie che giungono da Roma, ha dichiarato il consigliere Furio Onsel di Open Sinistra FVG. Alle morti e agli incidenti sul lavoro si aggiungono i feriti nelle manifestazioni. Le manifestazioni di piazza devono svolgersi in sicurezza, le forze dell'ordine dovrebbero esserne capaci, altrimenti in questa epoca così difficile per i nostri giovani vengono tolti anche gli spazi per protestare. Non è possibile morire in fabbrica a 18 anni, ma l'alternanza scuola-lavoro va difesa. A dirlo Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, sulla morte di Lorenzo Parelli. Oggi non si deve parlare da industriali, oggi si deve parlare da genitori. Non è possibile vedere tuo figlio partire la mattina per andare a lavorare e non vederlo mai più tornare a casa. Sono le parole di Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, sulla morte di Lorenzo Parelli. Nel 2021 sono morti 1.404 lavoratori per infortuni sul lavoro, di questi 695 sui luoghi di lavoro. Nonostante la sensibilizzazione, le leggi, i controlli e i miliardi di euro spesi dal nostro Stato per la sicurezza, questo numero continua a aumentare, commenta Mareschi Danieli, ma non lasciamo accadere che una gravissima tragedia come quella accaduta pochi giorni fa a uno dei nostri ragazzi possa mettere in discussione una delle leggi che più sta dando competitività al nostro sistema scolastico e produttivo. Parlo della legge 107-215, apportata dalla riforma della buona scuola, che ha reso obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro in tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Confindustria Udine da sempre crede nella prevenzione degli infortuni. Per questo, tra le altre iniziative, partecipiamo da anni al protocollo di promozione della sicurezza nelle scuole e sui luoghi di lavoro con sindacati, INAIL, l'azienda sanitaria, Vigili del Fuoco e molti altri partner. Siamo vicini alla famiglia di Lorenzo, conclude la vicepresidente di Confindustria Udine, colpita da questa perdita che non può dar pace, e anche per loro continueremo a impegnarci con tutte le nostre forze per fare in modo che tragedie come questa non accadano più. A 6 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il comune di Gradisca continua a chiedere verità e giustizia e partecipa alle iniziative promosse dal comune di Fiumicello Villa Vicentina che, vista la situazione di emergenza sanitaria Covid-19, invita la cittadinanza a partecipare da casa accendendo una candela, illuminando il terrazzo, indossando qualcosa di giallo, esponendo bandiere gialle. L'appuntamento è per martedì 25 gennaio, giorno in cui ricorre il 6° anniversario del rapimento del ricercatore di Fiumicello. L'invito è quello di colorare case e social di giallo alle 19:41, l'ora in cui Giulio ha inviato il suo ultimo SMS. I canali social del collettivo Giulio Siamo Noi organizzano una diretta dell'evento serale che partirà alle 17:30.
Oggi 11 milioni di italiani si sono svegliati in zona arancione, tra questi anche i cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma per chi ha il Super Green Pass nulla cambia in termini di restrizioni. È scattata la zona arancione da oggi in Friuli Venezia Giulia, così come in Piemonte, Abruzzo e Sicilia. Le 4 regioni si aggiungono alla Valle d'Aosta, che già aveva cambiato colore. Così come era stato per il passaggio dal bianco al giallo, l'ingresso nella nuova fascia non comporterà particolari cambiamenti per le persone vaccinate o guarite dal Covid. Per quanti sono in possesso del Super Green Pass, infatti, non scattano ulteriori restrizioni nelle attività quotidiane e nei momenti di socializzazione. In zona arancione la certificazione verde rafforzata serve per accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi dove l'accesso è libero, per praticare sport di contatto all'aperto, per partecipare a corsi di formazione in presenza. Altre limitazioni riguardano gli spostamenti dal proprio comune di residenza verso altri comuni o fuori regione. Sono consentiti con Green Pass base, quindi semplicemente a fronte di un tampone negativo. Chi non ha la certificazione verde può muoversi solo per ragioni di lavoro, di necessità e salute, portando con sé il modulo dell'autocertificazione. Insegnavano a scuola con Green Pass falso fornito da un farmacista compiacente, denunciati 3 insegnanti della provincia di Udine e lo stesso farmacista. Ottenevano il Green Pass da un farmacista compiacente senza aver mai fatto un tampone, ma sono finiti nel mirino dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine, che insieme ai militari dell'Arma del comando del capoluogo friulano avevano avviato un'indagine per la verifica delle regolarità nelle esecuzioni dei test anti-Covid. A finire nei guai per l'ipotesi di reato di falso in certificazioni e truffa aggravata ai danni dello Stato, in concorso tra loro un farmacista e 3 docenti che insegnano in alcune scuole di vari gradi della provincia di Udine. L'obiettivo era quello di ottenere il Green Pass per svolgere regolarmente l'attività di insegnamento. Questa mattina all'alba sono state eseguite le perquisizioni nella farmacia e nelle abitazioni dei docenti, sia in provincia di Udine che in provincia di Padova. L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine e ha preso avvio lo scorso novembre. 2 persone sono rimaste ferite seriamente intorno a mezzanotte a seguito dello scoppio di una bombola che si è verificato in una roulotte in via Galvani, Ariana del Royale. Le 2 persone con ogni probabilità stavano maneggiando la bombola per eseguire alcuni lavori quando si è verificata una fuga di gas o comunque è accaduto un problema tecnico. Le 2 persone sono ferite, distrutta la roulotte. La corsa al colle parte senza intese tra i partiti, già oggi nuovi incontri e tavoli di confronto. Giovedì in Parlamento è in programma il primo voto a maggioranza assoluta. Nel pomeriggio alle 15 il primo scrutinio tra senatori, deputati e grandi elettori. Sono 23 i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia chiamati a scegliere il successore di Sergio Mattarella. A poche ore dal primo scrutinio per l'elezione del 13° Presidente della Repubblica, fissato per questo pomeriggio alle 15, non ci sono intese tra i partiti che chiedono garanzie sul governo. In questo contesto si muovono verso la capitale i 23 rappresentanti del Friuli Venezia Giulia chiamati ad eleggere la massima carica di rappresentanza dello Stato. Dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi, manca l'accordo sul candidato nel centrodestra. Enrico Letta incontra oggi il leader della Lega Matteo Salvini. Il segretario del PD rilancia il nome di Mario Draghi, ma resta anche l'ipotesi Sergio Mattarella. Con il Movimento 5 Stelle si ragiona anche sul nome di Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio. Giuseppe Conte preferirebbe la permanenza di Draghi alla presidenza del Consiglio. Per aprire la strada del Colle a Draghi spunta l'ipotesi di Elisabetta Belloni premier. A votare per il Friuli Venezia Giulia saranno 20 tra deputati e senatori, oltre ai 3 grandi elettori scelti dal Consiglio regionale, il presidente della stessa aula, Piero Mauro Zanin, il governatore Massimiliano Fedriga e per l'opposizione lo sfidante di quest'ultimo alle ultime regionali, Sergio Bolzonello del PD. I senatori eletti in Friuli Venezia Giulia, chiamati ad esprimersi sul nuovo Presidente della Repubblica, sono Luca Ciriani di Fratelli d'Italia, Franco Dalmas e Laura Stabile di Forza Italia, Raffaella Fiormaria Marin e Mario Pittoni della Lega, Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, Tatiana Roic del PD.
Per quanto riguarda invece i deputati, la nostra regione sarà rappresentata per la Lega da Aurelia Bubisutti, Vanni Agava, Daniele Moschioni e Massimiliano Panizzut, Sabrina De Carlo e Luca Sutt per il Movimento 5 Stelle, Roberto Novelli e Sandra Savino per Forza Italia, Guido Germano Pettarin per Coraggio Italia, Walter Rizzetto per Fratelli d'Italia, Ettore Rosato per Italia Viva, Deborah Serracchiani per il PD e Renzo Tondo per Noi con l'Italia. Giovedì in Parlamento è in programma il primo voto a maggioranza assoluta. Andiamo a Udine, dove inizia a muoversi lo scacchiere politico in vista delle elezioni comunali che si vivranno il prossimo anno. Nelle ultime settimane è stato avviato un confronto fra le liste civiche presenti nel capoluogo friulano per la creazione di una rete che possa incidere in maniera determinante alle amministrative. L'asse potrebbe contare dei voti e del sostegno di Progetto Innovare, Patto per l'Autonomia, Spazio Udine, Costruire Futuro. A questa costellazione inoltre non è da escludere anche l'adesione di liste attualmente presenti a Palazzo d'Aronco come Siamo Udine e Prima Udine. In base ai voti raggiunti nel 2018, questa ipotetica alleanza da fondare su due principi cardine come l'antifascismo e l'europeismo potrebbe potenzialmente raggiungere le 8.000 preferenze, ovvero un bacino addirittura superiore a quello conquistato dalla Lega 4 anni fa. Rimaniamo a Udine. Il Comune, per celebrare la giornata internazionale della memoria, intende apporre altre 9 pietre d'inciampo, ma a causa del Covid non riuscirà nel suo intento il 27 gennaio. Per celebrare il giorno internazionale della commemorazione delle vittime dell'Olocausto, che ricorre il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il Comune di Udine ha approvato un fitto programma di iniziative. Comprendono momenti di incontro, di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Udine ha iniziato con la nostra amministrazione un paio d'anni fa a ricordare con queste pietre d'inciampo i propri deportati. Ne abbiamo già messe giù diverse di pietre d'inciampo. Continueremo quest'anno con 9 pietre d'inciampo che saranno dedicate a 9 poliziotti. Però la posa ufficiale non la faremo in questi giorni perché causa la pandemia la rinvieremo. Speriamo di poterla fare anche con la presenza di giovani che vogliamo coinvolgere, conservatori eccetera. L'informazione termina qui, ma tornerà puntuale in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.